si usavano in agricoltura come concime, e i rifiuti pericolosi si mettevano per fare le strade, cioè si mettevano sul manto stradale o sotto i palazzi. Questa era la modalità in cui in gran parte si risolveva il problema dei rifiuti urbani non organici. Quindi così è fatto, e lui lo descrive molto bene nel suo saggio, e in Campania la Camorra si è specializzata, la Camorra casalese in alcune opere del post terremoto si era specializzata nel riusare, nel portare nelle proprie cave questo e nell'usarlo nelle opere pubbliche. Di più, avendo un controllo molto vasto del territorio tra Napoli e Caserta, e chi va anche attraverso il treno si accorge che finita la conurbazione urbana di Napoli c'è un margine di 5-10 km tra la conurbazione napoletana e quella casertana, laddove non si uniscono più verso il mare, dove c'è uno spazio libero. Lì ha funzionato lo stesso meccanismo che funziona con i produttori di droga in Colombia, in Perù, in Afghanistan e altrove. Cioè i contadini hanno trovato più conveniente prendere i soldi per interrare il terreno che produrre su quel terreno dei loro prodotti. Anche qui andrebbe analizzato perché se un contadino non ha convenienza non lo fa con molta passione e con molta convinzione. Alla fine quel sistema si sgretola quando non c'è un consenso molto forte. Se tu imponi una cosa, prima o poi il meccanismo ti sfugge di mano. Se invece non imponi, ma c'è una convenienza a farlo, è chiaro che il meccanismo è più solido. Noi ci siamo trovati in una delle agricolture più ricche, più produttive d'Italia, che dei contadini hanno ritenuto più conveniente prendere soldi per interrare che piuttosto che per produrre. È lo stesso problema che si hanno in altre parti del mondo. Non è che le altre criminalità non siano interessate ai rifiuti. Noi abbiamo, le procure hanno calcolato, ben 39 clan mafiosi interessati al ciclo dei rifiuti. Non è che solo l'Italia o il sud d'Italia è specializzata, abbiamo ben 22 nazioni che sono dentro inchieste sul ciclo dei rifiuti. In gran parte sono nel sud del mondo e adesso nell'est del mondo. Questa è la direttiva, non c'è nessuna direttiva al contrario. Sembra ancora una volta che la camorra è lo strumento di smaltimento di rifiuti o di scorie della parte ricca del mondo o della parte ricca della nazione. Ma se non ci fosse stato un mercato, la camorra avrebbe avuto questo ruolo? Assolutamente no. La camorra non è andato a proporre a qualcuno: vi interessa far smaltire in Campania? La camorra è stata chiamata. Da chi è stata chiamata? Direttamente dagli industriali? No, non è così semplice, ci sono stati degli intermediari. Ma gli industriali sapevano? È molto probabile che sapessero, cioè sapevano che i loro rifiuti tossici non avevano una via legale di smaltimento. Che cosa è successo? In maniera molto semplice è successo che si sono voluti abbassare i costi, cioè la criminalità è stata una calmieratrice dei prezzi. In maniera consapevole, certo in maniera consapevole, perché una volta che decidi che il tuo rifiuto industriale non va nella discarica o nell'impianto preposto a ciò, sai che entra in un circuito illegale. Ti puoi salvare la coscienza dicendo io poi non so dove finisce, ma c'è di fatto che c'è una committenza. La committenza è l'apparato industriale del centro-nord e la committenza è in quell'apparato industriale che in gran parte, per ragioni di prezzo, per altre 1000 ragioni, ha trovato il sistema pubblico impreparato. Il sistema pubblico perché impreparato? Anche qui, se noi dovessimo calcolare quanti sono i rifiuti pericolosi in Italia, il calcolo è semplice, non è che c'è una parte dell'industria che può nascondere. Noi sappiamo che ci sono 10 industrie petrolchimiche, dico, sappiamo che cosa smaltiscono, siamo in grado di, come dire, di immaginare che offerta di strumenti pubblici bisogna. E il problema è che questo è un settore dove gli impianti sono inferiori alla produzione
è un settore in cui oggettivamente smaltire implica una complessità di passaggi in cui le modalità quasi, come dire, così celere del pubblico favorisce. Noi abbiamo un pubblico che sa di non essere in grado e all'altezza di farlo e lascia fare. In Campania perché di più? Perché la Camorra si era specializzata in uno dei grandi scandali degli anni '80, che era l'interramento dei prodotti agricoli. Per un periodo ha funzionato, credo che per altri settori funzioni ancora, un meccanismo che all'epoca si chiamava AIMA. Per mantenere i prezzi, se tu producevi molte più albicocche di quello che il mercato ti richiedeva, c'era un meccanismo per cui tu interravi dei prodotti, così mantenevi i prezzi alti. La Camorra casalese si specializzò in questa, quindi erano, come dire, esperti di interramento dei rifiuti, sapevano come fare. Anche qui interrare dei rifiuti non è che ci vuole molto. Cioè interrare dei rifiuti ci vuole un contadino che te lo fa fare e ci vuole il controllo pubblico che ti lascia fare. Ora in Campania sono stati interrati tonnellate di rifiuti tossici, è immaginabile che nessuno si sia reso conto di che cosa succedeva, anche se viaggiavano di notte, ma di notte paradossalmente si sa di più perché non circolano molti mezzi e quando circola un camion è molto facile il controllo. Com'è stato possibile? Qui siamo proprio ad uno di quegli intrecci, come dire non dire, far vedere, insomma, in cui tutto sommato si è scaricato sull'anello, come dire, più evidente una responsabilità nazionale. Cioè noi siamo di fronte ad una responsabilità nazionale. Quello che succede in Campania è un problema italiano. La crisi dei rifiuti in Campania è un problema italiano. Naturalmente lo ha scritto in maniera egregia Roberto Saviano, nel suo libro è stato preso, come dire, è stato staccato, ma è un problema evidente. Anche quando ci sono i rifiuti per strada in Campania è un problema italiano, non è un problema di noi meridionali sporchi che vogliamo i rifiuti per le strade. Cioè quando ad un certo punto è scoppiata la crisi in Campania, perché le discariche erano piene di rifiuti tossici. Cioè le discariche campane sarebbero state sufficienti a tenere l'immondizia della Campania. Ad un certo punto erano state riempite dalla convenienza che si aveva a portarle lì, quindi noi ci siamo trovati in un periodo in cui non erano pronti gli impianti, ci siamo trovati a non avere discariche perché la maggior parte delle discariche erano piene di rifiuti tossici e molti magistrati che si erano accorti che in alcune discariche c'erano rifiuti tossici li hanno chiuse, giustamente. Si dirà, ma perché non avete voluto gli impianti? E questo è un problema delicato, perché siete ignoranti, perché siete incivili, perché non volete niente a casa vostra, ma io sfido chiunque di voi di aver visto accanto al proprio giardino sversare rifiuti tossici ed immaginare di poter ospitare, come dire, un impianto. Cioè in Campania la paura dei rifiuti tossici ha consentito di confondere rifiuti urbani e rifiuti tossici, per cui coloro che avevano avuto le conseguenze di quello hanno rifiutato qualsiasi ragionevole proposta perché pensavano ci avete ingannato prima, non ci avete detto che si interravano rifiuti tossici, perché ci dobbiamo fissare di voi? Ci dobbiamo fidare di voi. C'è stata una totale rottura del rapporto di fiducia, cioè paradossalmente il traffico dei rifiuti tossici ha una precipua responsabilità nel dramma che si è verificato a Napoli sui rifiuti urbani. Ecco, questi sono i collegamenti. Si può andare avanti così, cioè necessariamente la criminalità deve detenere un monopolio o un controllo di questo mercato. È assurdo, perché è un mercato pubblico, è assurdo. Ogni lira che tu dai alla criminalità pubblica è una vergogna dello Stato. Cioè è una vergogna se io, imprenditore mafioso, vinco un appalto e mi finanzio con i soldi e poi lo Stato deve finanziare il magistrato e il poliziotto che deve andare a fare l'indagine su quell'appalto che tu hai preso. Ma siamo di fronte ad una follia.
Cioè quest'Italia da questo punto di vista veramente diventa incomprensibile come io mi devo organizzare il pubblico per difendersi da un imprenditore alimentato dai soldi pubblici. Cioè, è follia, è pura follia. Uno si chiede ma perché non è possibile fermarli prima, cioè bloccarli prima, ma qui insomma andremo in ragionamenti complicati. Quindi, per concludere, non vi immaginate straordinari geni dell'imprenditoria che capiscono che un mercato sta per esplodere. I mafiosi vengono chiamati, non vanno loro, vengono chiamati. E vengono chiamati quando? Quando si produce per varie circostanze un mercato illegale, parallelo al mercato legale. Ed è molto probabile che nei mercati illegali loro abbiano una specializzazione che altri non hanno. In conclusione, non possiamo dire che illegalità e criminalità siano la stessa cosa. Ci sono dei mercati illegali che non sono dominati dalla criminalità. Non è vero che clientela e mafia siano la stessa cosa. Ci possono essere dei sistemi clientelari che non sono mafiosi. Clientela è una cosa, mafia è un'altra. Ma non esiste mai mafia se prima non c'è stato un mercato illegale e prima non c'è stato un sistema clientelare. La mafia è attratta dalla clientela e dall'illegalità come un'ape dai fiori, cioè non c'è niente. E quindi attenzione, l'esperienza meridionale, che è un'esperienza che può dare insegnamenti ad altri, l'esperienza meridionale vi dice: non vi soffermate sulla cultura dei meridionali, non vi soffermate sulla loro testa, sul loro modo di pensare, sull'etnia meridionale. L'elemento culturale